benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Lo Stato dovrà risarcire i migranti trattenuti per 10 giorni sulla nave Diciotti in rada nel porto di Catania 7 anni fa. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, una sentenza che ha scatenato l'ira della maggioranza di governo. Messina, svolta nell'inchiesta sulle 7 morti sospette all'ospedale Papardo. Le valvole impiantate sui pazienti non avevano difetti. L'ipotesi principale ora è quella di gravi infezioni batteriche nelle sale operatorie e nei reparti, atteso dai magistrati l'esito di nuove perizie. Taormina, l'eventuale trasferimento a Catania o a Messina del centro d'eccellenza di cardiochirurgia pediatrica provoca accese reazioni nella politica locale. I contrari, ipotesi inopportuna e senza fondamento. Dopo il commissariamento di Fratelli d'Italia in Regione, al TG Sicilia il parlamentare Manlio Messina nel partito dichiara troppe liti e poca comunicazione. Maltempo, allerta arancione tra Messina e Catania, temporali sparsi fino a domani, molte scuole chiuse sulla costa ionica e nonostante le piogge nella piana di Gela milioni di metri cubi d'acqua sversati in mare. Gli agricoltori infuriati accusano incuria della politica. Pattumiera a Catania, oltre alla spazzatura abbandonate montagne di paraurti e pneumatici in disuso. Il loro smaltimento richiede costi e i controlli scarseggiano. Ad Agrigento, capitale della cultura, l'arte fotografica celebra le donne della scienza. In una mostra l'omaggio alle grandi protagoniste della ricerca. Calcio, vigilia di campionato per Palermo e Catania, in Serie B rosanero attesi dalla trasferta con la Sampdoria, rossazzurri impegnati domani sul campo del Latina, 4 punti di penalizzazione, la richiesta della Procura federale per il Messina. Bentrovati. Lo Stato dunque dovrà risarcire i migranti trattenuti per 10 giorni sulla nave Diciotti in rada nel porto di Catania, ricorderete 7 anni fa. Lo ha deciso la Corte di Cassazione a sezioni riunite, creando un precedente che appare contrapposto alla politica del governo sull'immigrazione. Infatti la decisione ha scatenato l'ira della maggioranza. Manlio Viola. C'è un nuovo fronte di scontro fra governo e magistratura e il pomo della discordia sono i migranti rimasti per 10 giorni sulla nave della Guardia Costiera Diciotti nel lontano 2018 nel porto di Catania. Lo Stato italiano infatti dovrà risarcirli per averli privati della libertà e dell'assistenza in quei giorni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a sezioni riunite, accogliendo l'istanza di risarcimento in via civile e rinviando il procedimento ad altra sezione della Corte d'Appello per stabilire a quanto ammonta il danno non patrimoniale. Ma la vicenda va oltre il semplice danno e sancisce un principio del tutto nuovo e in controtendenza rispetto a tutti i pronunciamenti dei tribunali italiani fino a ieri. Impedire lo sbarco dei migranti non è un atto politico e non è una scelta che possa essere considerata frutto dell'attività sottratta dalla Costituzione al giudizio di un magistrato. In sostanza la tesi della Cassazione demolisce così tutte le politiche italiane sull'immigrazione, aprendo di fatto a chiunque. Un provvedimento chiaramente anti-Salvini ma anche anti-Meloni. Nello specifico, nel 2018 il Tribunale dei Ministri di Palermo indagò l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona, ma il caso fu poi trasmesso a Catania per competenza territoriale e la procura etnea chiese l'archiviazione. Il Tribunale dei Ministri locali la respinse chiedendo al Senato l'autorizzazione a procedere per il leader della Lega. A Palazzo Madama la giunta delle autorizzazioni però disse no a quel procedimento. Un procedimento diverso da quello sulla Open Arms che nel frattempo andava avanti a Palermo e che si è concluso qualche mese fa con l'assoluzione di Salvini. Adesso in via civile invece arriva il risarcimento e scatta l'ira della Presidente del Consiglio, che sui social parla di principio applicato dalla Cassazione assai opinabile e di decisioni che allontanano i cittadini dalle istituzioni. Ancora una morte bianca in Sicilia, un trentenne titolare di un'azienda è morto nella zona industriale di Termini Imerese in contrada Molara
schiacciato dal mezzo che stava guidando e che si è capovolto all'interno di una ditta che realizza infissi e serramenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118, ma è stato tutto inutile. A Messina, svolta nell'inchiesta sulle 7 morti sospette al Papardo. Da una prima perizia risulterebbe che le valvole non avevano difetti. Cresce quindi l'ipotesi dell'infezione batterica. Francesco Triolo. Le morti nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo non dipendevano dalle valvole impiantate nei pazienti, che erano perfettamente funzionanti, non avevano difetti di alcun genere. Dalle indiscrezioni delle risultanze di una delle tante consulenze che il pool di magistrati ha affidato nell'ambito dell'inchiesta sulle morti sospette, fa svoltare tutto verso la componente batterica del caso. La consulenza dell'ingegnere biomedico Antonietta Perrone, responsabile dell'unità operativa di ingegneria clinica e tecnologie sanitarie del Policlinico Federico II di Napoli, riguarda sia il reparto di cardiochirurgia che la terapia intensiva post-operatoria, e sarebbero stati esclusi malfunzionamenti o difetti di fabbricazione delle valvole. E allora la principale ipotesi, seguita adesso dai magistrati, è quella delle gravi infezioni batteriche che poi hanno portato i pazienti alla morte. Un'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio ed affidata alle sostitute Anna Maria Arena e Alice Parialò, che adesso attendono che vengano depositate in procura le altre perizie che riguardano proprio l'ipotesi di infezione batterica. Su questo aspetto c'è già un primo responso parziale di un laboratorio specialistico di Catania, che al Papardo ad ottobre aveva effettuato i primi rilievi nelle sale operatorie e in altri reparti. In quel primo rapporto gli esperti, sintetizzando, avevano rilevato la presenza di acqua contaminata, rubinetti senza filtri e strumenti non sterili nelle sale operatorie, che erano state poi sottoposte a sequestro dai carabinieri dei NAS il 23 novembre scorso e sono state dissequestrate solo a gennaio. Ancora un medico aggredito, questa volta nel presidio d'emergenza di Bagheria. Un uomo di Ficarazzi l'ha colpito provocandogli alcune escoriazioni. Sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l'aggressore denunciandolo per lesioni. L'ipotesi di trasferimento a Catania o a Messina del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina scatena le reazioni della politica locale, ma si rischia di svilire il futuro del centro d'eccellenza a polemica campanilistica. Luca Ciliberti. L'ultimo decreto del Ministero della Salute e del Ministero della Finanza parla chiaro e supera questa difficoltà. Chiede solamente di allocare il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina nel Mediterraneo o presso l'azienda Policlinico di Catania Gaspare Rodorico o presso l'ospedale Papardo di Messina. Le parole del deputato nazionale di Fratelli d'Italia, il catanese Francesco Ciancitto, che di fatto legge quanto scritto nero su bianco nel parere del Ministero della Salute datato luglio 2024 sulla permanenza del centro di cardiochirurgia pediatrica nell'ospedale San Vincenzo di Taormina, riaccende il dibattito politico con il rischio di svilirlo a polemica campanilistica. Secondo il deputato nazionale, il governo avrebbe già deciso il trasferimento della struttura al Policlinico di Catania o all'ospedale Papardo di Messina. Parole che non piacciono al gruppo parlamentare regionale di Sud Chiama Nord, Messino Centro, che ha chiesto un'audizione urgente all'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni e al presidente Schifani, parlando di decisioni calate dall'alto. Il capogruppo dei 5 Stelle all'Arsi, il messinese Antonio De Luca, parla di ipotesi inopportune e senza fondamento. Innanzitutto il Ministero non può dire alla Sicilia dove deve collocare le sue unità operative. Credo che sia doveroso che Schifani e l'assessore Faraoni facciano chiarezza, confermando o smentendo quello che ha detto Ciancitto. L'UGL Salute di Messina sottolinea che la notizia allontana il rischio di chiusura del centro, ma l'ipotesi di trasferimento al Policlinico di Catania coglie tutti di sorpresa, soprattutto se non c'è un opportuno confronto con il territorio. Eppure, in una lettera indirizzata al presidente Schifani già lo scorso anno, il comitato dei genitori del centro individuava come unica scelta alternativa a Taormina quella di Catania all'interno del polo cardiologico del Policlinico. Scelta condivisa, sembrerebbe, dall'ospedale Bambin Gesù, che gestisce il reparto in convenzione. Attualità politica. Manlio Messina ha formalizzato le dimissioni da vicepresidente vicario del gruppo Fratelli d'Italia alla Camera a causa di una situazione in Sicilia che lui stesso definisce articolata. Intanto in regione arriva il commissario Luca Sbardella in sostituzione dei 2 coordinatori del partito, Pogliese e Cannella. I motivi di queste scelte nelle parole di Messina, intervistato da Simona Mazzone. Ho deciso in maniera responsabile anch'io di dare le mie dimissioni per dare un segnale a tutta la classe dirigente che
bisogna cambiare passo, assumendoci ognuno di noi le proprie responsabilità. Quando parla di una situazione articolata all'interno del partito in Sicilia, a cosa si riferisce? Ma guarda, è una situazione già difficile, perché quando hai una regione che è divisa in due, con due coordinatori, è difficile già dialogare e poter mettere in campo le azioni concrete. E poi è indubbio che ci sono stati tanti problemi di dinamica all'interno delle varie province, liti, cose che non fanno bene sicuramente al partito. Fino a poco tempo fa 2 coordinatori in Sicilia, una situazione anomala? Beh sì, è l'unica regione, si porta dietro il vecchio statuto di Azione Giovani ed è rimasto sempre così. Più volte abbiamo detto che si doveva riunificare. A proposito dell'arrivo del nuovo commissario, ci sono tensioni con il Premier Meloni da parte sua? Mia? Impossibile. L'unica cosa che non può accadere è che io abbia tensione con il mio presidente Giorgia Meloni. E cosa può accadere? Un nuovo ministero nel futuro? No, guardi, io non penso a lavorare, penso a fare il mio lavoro, a fare il parlamentare bene. Avrò ora un po' più di tempo per dedicarmi a dare risposte al mio territorio, alla mia regione. Quello che sta succedendo quindi all'interno del partito può influire sul governo regionale? Ma mi auguro che possa influire in positivo, quindi che possiamo dare maggiori idee, maggiori spunti al Presidente della Regione, che sta facendo un ottimo lavoro. Maltempo, allerta arancione tra Messina e Catania. Scuole chiuse in molti comuni, temporali lungo la costa ionica. Per rivedere un timido sole bisognerà aspettare domenica. Desiree Ferrito. Dopo giorni di sole la Sicilia si sveglia grigia, o meglio dire arancione, come l'allerta diramata in molti comuni dell'isola dalla Protezione Civile, con conseguente chiusura delle scuole. Temperature in picchiato un po' ovunque e precipitazioni anche di forte intensità. È colpa della bassa pressione tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, associato, parola di meteorologo, a un rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali. Questa perturbazione già in queste ore ha dato luogo alle prime piogge a rovesci intensi, che hanno interessato i comuni della Ragusana e il Siracusano orientale, spostandosi velocemente. Maltempo si estenderà sul resto dell'isola, sul settore orientale, interessando anche il catanese e il messinese, dove avremo delle piogge. Si tratterà di piogge moderate, continue ed estese, però a queste piogge si sommeranno anche dei rovesci e anche qualche temporale che dal canale di Sicilia e dal Basso Ionio nel corso della serata e della nottata potrebbe risalire verso la parte sud-orientale e orientale dell'isola, dando luogo anche a dei fenomeni localmente intensi. Non durerà molto, ancora maltempo per la mattinata di domani, soprattutto sulla fascia costiera del Siracusano, il catanese e il messinese ionico, dove pioverà anche domani. Domenica il sole tornerà ad affacciarsi timidamente sull'isola, celato da molte nuvole, ma c'è una bella notizia. All'inizio della prossima settimana una massa d'aria molto calda proveniente dal Nord Africa farà schizzare i termometri oltre la soglia dei 20-22 gradi, con i primi picchi di 24-25 gradi attesi tra lunedì e martedì lungo le coste tirreniche dell'isola. Bene, bene, bene. Intanto però dobbiamo aspettare questi giorni di maltempo, ma nonostante le piogge di questi giorni e di tutto l'anno, esplode la rabbia degli agricoltori della Piana di Gela, perché milioni di metri cubi d'acqua sversati in mare, dicono, non sono stati sversati in mare per incuria della politica. Questa è la loro protesta. Sentiamo Lorena Dolci. Quella che vedete è l'acqua sversata a mare dalla diga di Sueri. Ovviamente dal 19 ottobre a oggi la Regione non ha fatto niente nonostante tutto l'emergenza nazionale. Ecco lo spreco che fa indignare gli agricoltori della Piana di Gela, che assistono da mesi impotenti alla perdita di milioni di metri cubi d'acqua. A documentarlo nella Sicilia assetata è Enzo Giudice, uno dei 670 agricoltori dell'associazione Santa Maria, che con l'estate alle porte è sul piede di guerra. Visto che da 3-4 anni non possiamo irrigare, fino a stamattina, ieri, tutti i giorni, dal 20 ottobre che si sversa acqua al mare. Lo devo dire ai signori che mi hanno mandato le carte delle quote fisse. Io quote fisse non ne pago. La quota fissa è una tassa e un servizio. In questi 4 anni il Consorzio 5 di Gela
L'avete dato il servizio? Ad accrescere la rabbia degli agricoltori anche il fatto che i 4 invasi della zona restano vuoti a causa della rottura di una tubazione. La riparazione, denunciano gli agricoltori, costerebbe poche migliaia di euro, ma né il consorzio né la regione risolvono il problema, lasciando decine di aziende a secco. Le nostre dighe sono vuote e rimarranno vuote per poi magari raccontarci che il problema è perché non piove. Questa non è desertificazione climatica, ma è desertificazione politica. E c'è una notizia in tema di poco fa. Le verifiche tecniche condotte dalla Regione hanno confermato che non esiste un imminente pericolo di crollo per la diga Trinità nel territorio di Castelvetrano e di conseguenza è stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture l'autorizzazione a innalzare la quota di invaso a 64 metri. Questo per consentire l'aumento delle risorse idriche. Cambiamo argomento, operazione antidroga a Catania, uno spacciatore è arrestato con 37 kg di cocaina in casa, l'uomo tradito dal via vai degli acquirenti. Emanuela Corsi. 37 kg di cocaina nascosti in un baule, alcuni, come vediamo nelle immagini, confezionati in modo identico, hanno fatto scattare le manette per un catanese di 45 anni. È stato il continuo via vai di persone che entravano e uscivano da un condominio di Catania ad insospettire le forze dell'ordine durante un'operazione antidroga, che ha permesso di scovare il pusher accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A eseguirle i falchi della squadra mobile che hanno monitorato lo stabile, individuando il sospettato che abita al quinto piano del palazzo. I poliziotti hanno atteso che uscisse di casa, lo hanno fermato e trovato in possesso di un panetto di cocaina dal peso di 1 chilo. Durante una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno trovato in un baule del ripostiglio altri panetti di cocaina, confezionati in modo identico a quello sequestrato poco prima al 45enne. L'uomo è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e condotto in carcere. Pattumiera a Catania. Oltre alla spazzatura abbandonate montagne di paraurti e di pneumatici in disuso. Il loro smaltimento richiede costi e i controlli scarseggiano. Tonino De Mana. Montagne di spazzatura, ma anche cumuli di pneumatici, paraurti e pezzi d'auto. Sulle strade di Catania non manca proprio nulla ed ogni angolo è buono per deturparlo o trasformarlo in una discarica. Nella città con la tari più alta d'Italia le immagini che vi proponiamo hanno il sapore della beffa ed offendono la dignità dei cittadini onesti, quelli cioè che pagano fior di quattrini per la tassa sui rifiuti. Da Picanello a Faro Biscari, senza contare le disastrate periferie, si getta di tutto e la parte del leone la fanno i rifiuti cosiddetti speciali. Via dello Strettoio, che fino a qualche anno fa ospitava alcuni assessorati del comune di Catania, è il simbolo del degrado, con una strada senza uscita trasformata in un'enorme pattumiera. La pioggia ha spento gli ultimi fuochi, visto che qualcuno ha incendiato mobili e cataste di legname, un vile gesto per completare l'opera e magari cancellare qualche traccia. Ben visibili cataste di pneumatici e paraurti di tutte le marche e di tutti i colori, segno evidente che gommisti e carrozzieri, non sappiamo se della zona, trovano più facile sbarazzarsi di questa tipologia di rifiuto piuttosto che affidarsi a ditte specializzate per lo smaltimento, che ovviamente ha dei costi. Stesso scenario nei pressi del campo scuola di Picanello, anche qui si notano decine e decine di pneumatici. Lo smaltimento è obbligatorio per legge dal 2011 ed in realtà già l'acquisto di un treno di gomme nuove si paga un costo aggiuntivo di 10-12 euro, ma quelle vecchie dove finiscono? Qualcuno a Catania effettua controlli seri in materia? Sulla base di queste immagini lasciamo a voi interpretazioni e risposte. Giustissimo. Alla visita dell'8 marzo l'INPS ha comunicato l'aumento da 400 a 500 euro al mese per un anno del reddito di libertà per tutte le donne vittime di violenza con o senza figli in condizioni di povertà. Molte le donne aiutate a Ragusa dalla Casa delle Donne e altre sono in attesa. Veronica Barbarino. Ci sono battaglie che si combattono all'interno delle mura domestiche e non sempre casa è un rifugio sicuro. A molte donne lasciare tutto e ricominciare da zero, spesso senza soldi e un supporto familiare, spaventa. Fare il primo passo però è sempre possibile, anche grazie al reddito di libertà. Alla vigilia dell'8 marzo l'INPS ha comunicato l'aumento da 400 a 500 euro al mese per un anno per tutte le donne vittime di violenza con o senza figli in condizioni di povertà, seguite da centri antiviolenza riconosciuti
sconosciuti e servizi sociali. La Casa delle Donne di Ragusa, lo sportello antiviolenza, in rete con Work in Progress, che è il centro antiviolenza di Floridia, noi siamo insieme, abbiamo aiutato 10 donne ad avere il reddito di libertà, già questo nel 2022. Adesso ce ne sono altre 7 che aspettano di riceverlo. Le condizioni necessarie per richiedere il reddito sono avere effettuato la denuncia di violenza, essere venute al centro antiviolenza. Infatti è proprio il centro antiviolenza che prepara le domande, poi vengono portate al comune, i servizi sociali fanno l'altra loro parte e poi viene mandato al Ministero. Il reddito di libertà è una misura compatibile con altre forme di sostegno e può rappresentare una possibilità reale di riprendersi la propria vita. Una cosa importantissima è stata la convenzione fatta poi con l'INPS. Il datore di lavoro che prende come lavoratrici una di queste donne viene sgravato dalle tasse per l'impiego. Un ulteriore aiuto quindi per costruire un futuro migliore. L'arte fotografica celebra le donne della scienza, una mostra internazionale ad Agrigento, capitale della cultura. Davide Sardo. L'arte e la scienza si incontrano ad Agrigento in un omaggio alle grandi protagoniste della ricerca. Il Museo Archeologico Pietro Griffo ospita la mostra Una vita da scienziata, un'esposizione della Fondazione Bracco che racconta, attraverso ritratti fotografici d'autore, il talento e la determinazione delle donne che hanno lasciato il segno nei campi della medicina, della biologia, della chimica e dell'ingegneria. Questa è una mostra appunto fotografica che ritrae delle scienziate, quindi persone che hanno ottenuto massimi successi nell'ambito lavorativo, proprio per incoraggiare le future generazioni femminili a intraprendere studi di carattere scientifico, economico, matematico. Dopo essere stata esposta in sedi prestigiose come la Camera dei Deputati e in importanti città internazionali, l'iniziativa approda nella città dei Templi grazie all'ASP di Agrigento nell'ambito delle celebrazioni per Agrigento, capitale della cultura 2025. Ci stiamo molto impegnando perché tutta l'attività di Agrigento 2025, capitale della cultura, vada in porto e sia un successo. Il 28 marzo la rassegna si concluderà con un seminario al Teatro Pirandello che ripercorrerà la storia della medicina in provincia e aprirà una finestra sulle prospettive future della ricerca. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con la vigilia di campionato di Palermo e Catania e i 4 punti di penalizzazione richiesti dalla Procura federale per il Messina. State con noi, vi aspettiamo. Di match per il Palermo che domani a Marassi sfiderà la Sampdoria. Dionisi in sala stampa promette: faremo una gran partita. Marco Gullà. È una di quelle sfide che in Serie A valeva anche la Champions League, 2 nobili decadute, così vengono definite Sampdoria e Palermo che domani si sfideranno a Marassi alle 17:15. Andamento lento per i blucerchiati, lontani dalle posizioni che contano. I rosanero invece vengono da 2 vittorie consecutive e domani cercheranno per la prima volta in campionato il 3° successo di fila. Non c'è classifica che tenga, ora sono le motivazioni, la volontà, le qualità, poi è auspicabile mettere dentro la personalità che abbiamo nella partita prossima, poi non so dirti quanto riusciremo a fare. Io sono convinto che faremo partita vera e faremo partita per ottenere il massimo. Questo è quello che vogliamo fare. Poi riuscirci dipende anche da noi, non solo da noi ma tanto da noi. Sarà una partita sicuramente molto diversa dalla partita dell'andata e sicuramente molto diversa dalla partita precedente. Dionisi lo ha confermato in conferenza stampa, ci saranno novità rispetto alla formazione schierata contro il Brescia. Out c'è Caroni per squalifica, ma anche Nicolau non è al top, potrebbe giocare Blen in difesa. Rientra Brunori, torna a disposizione anche Henry, l'infermeria è praticamente vuota se non si considerano i lungodegenti. Di Francesco potrebbe essere confermato a sinistra. In Serie C, trasferta delicata per il Catania sul campo del Latina. Toscano carica l'ambiente e chiede alla squadra concentrazione per centrare l'obiettivo minimo dei play-off. Tonino De Mana.
Dobbiamo restare lucidi, si può ancora risalire. Le parole di Mimmo Toscano nell'antivigilia della sfida contro il Latina caricano il Catania che dopo 3 pareggi consecutivi va a caccia dei 3 punti per riprendere il discorso playoff, obiettivo minimo della stagione ed unica strada, seppur tortuosa, per cercare il ritorno in Serie B. Con il passare delle giornate si assottiglia il margine di errore ed ogni punto, d'ora in poi, avrà un peso specifico importante. Occhio quindi alla Latina del grande ex Rapisarda, un giocatore che avrà qualche motivazione in più e che farà di tutto per dare un dispiacere ai suoi vecchi compagni e al suo ex tecnico. Il Latina è una squadra che nelle individualità, nei nomi, è una squadra che ha dei valori. E noi che dobbiamo limitare i loro valori ed esaltare i nostri. Attraverso cosa? L'atteggiamento e l'approccio, per questo non trasicco in quello. Formazione sempre condizionata dal report medico, in attacco ancora out Inglese alle prese con problemi muscolari, dopo essere stato fermato dal giudice sportivo torna Gherardi, mentre Stoppa dovrà stare fermo per scontare la seconda giornata di squalifica. Latina Catania sarà seguita come sempre da Telecolor, collegamenti sabato dallo stadio Francioni a partire dalle 14:30, immancabili commenti da studio, i messaggi e le interviste ai protagonisti. È il giorno delle prime penalizzazioni in Serie C, attesa per la sorte del Taranto, che potrebbe essere escluso dal campionato, ma anche per il Messina. La Procura federale ha chiesto 4 punti di penalizzazione per la società giallorossa e 3 mesi di inibizione per il presidente Stefano Alaimo e per l'amministratore di AD Invest, amministratore del club, Sissè, per il mancato pagamento entro lo scorso 17 febbraio di contributi e ritenute per il trimestre novembre e gennaio. La sentenza del Tribunale federale nazionale è attesa nel pomeriggio. Noi ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20. Grazie, buon pomeriggio.